Diciamo che stavo ascoltando con molta attenzione l'ultimo intervento e proprio pensandoci così un nanosecondo mi è venuto in mente che nel 2022 non penso che Forza Italia si sarebbe permessa di fare questi discorsi riguardo i referendum. Quando si parlava di giustizia, lì si voleva ottenere effettivamente la separazione delle carriere, non penso che si sarebbe parlato di 140 milioni di euro spesi dai cittadini italiani per fare questo, però insomma. Comunque, quando si è contro, si dice che sono dei referendum che fanno spendere i cittadini italiani, si deve restare a casa, non è giusto che i cittadini... Scusa, ma migliorare le misure sugli ambienti di lavoro è oggetto di referendum o è oggetto semplicemente di miglioramento della norma? Scusa, sì. State governando voi? Certo, ma la CGIL che stimoli questo senza andare al referendum, perché migliorare un testo sulla sicurezza dei lavori, del lavoro, credo che siano d'accordo anche i sassi. Credo. No, certo, ma per esempio prima diceva anche riguardo temi etici o comunque sociali. C'è il tema che riguarda il diritto di cittadinanza. Io ho sentito veramente le peggiori stupidaggini riguardo quest'ultimo tema referendario e posso dire questo, che ovviamente noi come volte voteremo sì a questo quesito. Diciamo che l'abbassamento... Su 5 anni? L'abbassamento da 10 a 5 anni secondo noi è d'obbligo, visto anche che tutti gli stati europei lo perseguono. Sì, la Svizzera vuole portarlo a 20. Qua praticamente il 99% degli stati europei ce l'hanno a 5 anni e oltretutto sappiamo tutti che ci troviamo in Italia anche dopo che sono passati 10 anni. Gli chiediamo di sapere almeno 2 parole di italiano. Diventano 20 anni. Gli chiediamo di sapere almeno 2 parole di italiano, glielo chiediamo. Quindi abbassarlo è meglio.